Siamo con l'ingegner De Santis del gruppo Sapio per parlare delle potenzialità del vettore ad idrogeno nella mobilità. Sì, il vettore ad idrogeno ha grandi potenzialità che sono state spesso esaltate sui mezzi di stampa, ha anche forti limitazioni e questo è il motivo per il quale ad oggi non abbiamo ancora quell'elevato numero di mezzi a idrogeno che ci si aspettava negli annunci dei primi anni del 2000. Le potenzialità sono straordinariamente significative, specialmente se abbinato all'uso delle celle a combustibile, perché questa potrebbe essere quella soluzione che virtualmente offre zero emissioni in ambito urbano per il trasporto. Le soluzioni sono ancora in fase di studio e la strada è importante, leggermente ardua, ma potrebbe trovare degli sbocchi anche applicativi in tempi molto rapidi. È evidente che sarà difficile avere in pochi anni la immediata e radicale sostituzione dei combustibili fossili con le soluzioni a idrogeno. È un passaggio lento che presuppone un forte cambiamento di quelle che sono anche le tecnologie del trasporto oggi e le caratteristiche stesse del sistema urbano nel quale viviamo. Ci sono delle città, delle province italiane che si stanno strutturando per la mobilità ad idrogeno? Nello scenario europeo sicuramente il settore italiano è quello che ha dimostrato forse maggior vitalità e dinamismo, recuperando probabilmente una visione ancora molto frazionata rispetto a quelli che sono invece stati i programmi nazionali degli altri paesi dell'Unione Europea. Sicuramente ci sono delle città che hanno lanciato delle soluzioni, delle ipotesi, dei progetti dimostrativi molto ambiziosi che hanno portato anche dei risultati estremamente interessanti non solo a livello nazionale ma soprattutto a livello europeo. Quello che probabilmente oggi manca è la capacità di integrare queste differenti soluzioni, questi differenti risultati e creare un modello che potrebbe essere un modello diciamo dell'area meridionale dell'Europa e facilmente esportabili poi in altri paesi della comunità.